Scardi già ci suonavamo assieme da svariati anni. Sì, parecchi anni, sì, almeno 10 probabilmente, 8-10. Lui storicamente è il tastierista dei Fahrenheit e lui è rimasto praticamente sempre al suo fianco. Quest'ultima mi ha coinvolto di più nella parte di produzione e post-produzione, mentre nei 3 dischi precedenti avevo comunque curato la produzione dei pezzi, ma alla fine della corsa il risultato finale era stato deviato ad un altro direttore artistico. Questo disco dal mio punto di vista è meno elettronico, un po' più roots, se vogliamo usare il termine, no? Consono. C'è sempre un aspetto elettronico, ma non è predominante negli arrangiamenti generali. Insomma. Il disco è molto divertente, molto bello, ci sono pezzi in perfetto stile scardiano, quindi socialmente impegnati, e anche pezzi più spensierati e divertenti, appunto. In questo ultimo lavoro Scardi ha partecipato, credo, Sì. per il 150% Sì. rispetto alle volte precedenti. Anzi, portava sempre, comunque, ogni volta Qualche ideuzza da ideuzza, cambiare, qualche variazione. sì. Qualche ideuzza, mettiamo questo, mettiamo quello, potremmo far così, ho una frase nuova, cambiamo la frase. Tra i brani che saranno contenuti nell'album, quello che probabilmente più mi diverte è quello che fa il verso all'attuale mondo del mercato musicale che vediamo tutti i giorni nei locali, che si intitola appunto Cover Band, ed fa un po' il verso a questo mondo che ha preso il sopravvento, che ha un po', se vogliamo, sostituito il mercato musicale che c'era negli anni 90. Comunque è molto molto divertente questo brano, mi piace un sacco. Tutto il progetto lo sento veramente molto mio, perché siamo partiti da un provinetto con la chitarra di Scardi e la sua voce, e da lì sono partito e ho fatto la stesura di tutti gli arrangiamenti. Quindi è un po' difficile dire il mio brano preferito o quello che mi piace meno. Ultimamente mi piace di più Venetia Comune Giamaicano. Un po' anche perché in realtà all'interno c'è una vocina che ho inserito, che è la segreteria telefonica che risponde del sindaco, che è Scardi, che è mia figlia, e quindi un po' diciamo mi rende più orgoglione.